Si è riunita stamattina a Nuoro, nella sala consiliare della provincia, la cabina di regia del piano di rilancio del Nuorese, attivato 2 anni fa per esaminare l'iniziativa promossa dalle associazioni datoriali, dai sindacati e dalle istituzioni del territorio. All'incontro sono intervenuti tra gli altri Filippo Spanu, assessore regionale agli affari generali, ma che nella veste di capo di gabinetto della presidenza della regione ha guidato la cabina di regia, Costantino Tidu, commissario straordinario della provincia, e Andrea Soddu, sindaco di Nuoro. In sala i rappresentanti delle associazioni di categoria che hanno presentato i progetti, i sindaci e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali. All'ordine del giorno dell'incontro l'analisi dei primi progetti che hanno superato la fase di valutazione e che ora sono immediatamente finanziabili grazie ai 55 milioni di euro stanziati dalla Regione a valere sul piano di rilancio del Nuorese. Nel dettaglio delle procedure è entrato l'assessore Spanu, che ha ricordato che l'esame degli elaborati da parte della Commissione Tecnica Regionale sarà seguita dall'inserimento dei progetti in un'apposita delibera della Giunta regionale che li renderà immediatamente finanziabili. I progetti ricadono nei campi d'azione delle infrastrutture, dell'agroalimentare, del turismo, delle produzioni lapidee, senza dimenticare la scuola, l'università, l'ambiente e la cultura. Si tratta di primi risultati concreti che arrivano a quasi un anno dalla firma del protocollo d'intesa sottoscritto dal Presidente della Regione Francesco Pigliaro il 15 luglio del 2016 a Nuoro. Ora serve che la macchina rodata proceda celermente per dare concretezza ai progetti elaborati in questi 2 anni da istituzioni, associazioni e portatori di interesse del Nuorese.